per esempio, un altro scippo è la sanità. Ho sentito parlare di sanità. La sanità, lo Stato italiano ci ruba dal 2009, ci sottrae 600 milioni di euro. La Sicilia compartecipa alla spesa sanitaria per il 50% della spesa sanitaria. Siamo passati dal 42 al 50% nel 2009. Lo Stato italiano doveva darci 600 milioni di euro per compensare questo passaggio dal 42 al 50%. Non li abbiamo visti, nessun parlamentare siciliano ha mai alzato la voce per dire vogliamo i nostri soldi, vogliamo quello che ci spetta, 600 milioni, finora sono 5 miliardi e 4. Siete d'accordo su tutto, perché non vi mettete assieme? No, veramente io, 5 miliardi e 4, ma c'è la Lega Nord che poi, anche perché che tira per il nord. Se posso finire, cercherò di essere sincero. Sì. I 5 miliardi e 4 andrebbero investiti e questa è un'altra delle azioni in sanità che noi faremmo, chiedere i soldi che ci spettano e investire nella sanità, pronti soccorsi e sviluppo della sanità. Insomma è facile, l'uomo di Colombo, no, nel senso che ce l'avete la è facile, il problema è la volontà senza soldi.